Spazio Più. Buongiorno, buon pomeriggio, buon ascolto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio. Oggi è il 31 marzo 2026 e io sono Mimmo Magnetta e in questo momento mi trovo al bar-ristorante 4112 di Fiumicino, dove sono approdato per incontrare i miei vecchi amici che si occupano di mercati e si occupano anche di imbarcazioni, nonché di pescatori. E oggi ho appunto il piacere con me di avere ospite il mitico presidente nazionale del Goya FENAPI, Giancarlo Nardozzi. Giancarlo, sei già con noi? Sì, ciao Mimmo, buongiorno a tutti. Ciao Giancarlo, oggi la trasmissione la facciamo in questa maniera, tu al telefono, io appunto al perché tavolo noi si siamo ragiona ambulanti, meglio. Noi siamo ambulanti, siamo molto mobili. Senti, a proposito di mobilità, come vanno le questioni? Io, appunto, voi del Goya vi so molto impegnati in diversi ambiti e so che avete sviluppato diversi risultati. Vuoi accennare tu prima di ricordare però come, se qualcuno ha bisogno di te, come rintracciarti? Usiamo appunto questa trasmissione Il mio numero di telefono è 327 19 22 960. Chiamatevi sul mio cellulare, io rispondo sempre a tutti. Pronto? Allora, vogliamo spiegare ai nostri amici ascoltatori quali sono i risultati che voi del Goya siete riusciti a raggiungere in questi ultimi tempi? Sì, come no. Allora, intanto si è riusciti a ottenere la tassa giornaliera. Se piazzo pago, se non piazzo non pago. Abbiamo fatto un decreto ministeriale e una legge nazionale dove tanti preferiscono continuare a far pagare i bollettini e mettere in difficoltà la categoria. Noi qua siamo forse l'unica città qua e dove è stata poche città dove è stata applicata, che i colleghi non hanno un minimo di debito verso il comune. E poi un'altra che me ne sono vantato un po' la scorsa settimana con i soliti noti che continuano a mettere in difficoltà la categoria in una maniera sconsiderata, che stanno giocando con il culo degli ambulanti, scusami la parola. Giancarlo, fai attenzione, perché per una battuta del genere sono stato condannato a una multa. Vabbè, guarda, tanto si mettessero in coda è un problema. Però la verità è una sola, che noi come associazione siamo stati coerenti, abbiamo fatto gli interessi della categoria e dove ci siamo noi almeno fino al 2032 hanno rinnovato. Questi fenomeni che si permettono pure di darci dei ciucci, dei come si dice, apprendista stregone, insomma ormai ragionano tutti con la stessa mentalità, hanno lasciato città come Roma, Milano e tante altre città con la scusa di aspettare delle linee guida che non arriveranno mai, gli ambulanti senza licenza. Cioè, questa è una cosa gravissima. Noi a Torino e in tutte le piazze dove è presente l'associazione, quasi tutte, dove soprattutto ci ha ascoltato la politica, i colleghi almeno fino al 2032 hanno rinnovato. La cosa ridicola che adesso hanno provato a fare una manifestazione che sappiamo benissimo è stata un flop, altri le vorranno fare un'altra prossimamente. Per cosa? Per chiedere di riportare le licenze al 2032. Finito il 2032 tutti a bando. Questo è il grande lavoro, la grande ingenuosità che hanno avuto le associazioni, se si possono chiamare associazioni. Questo è far ridere, cioè praticamente vogliono manifestare per mandare i colleghi ai bandi, cioè pazzesco, è impensabile. Ma questo è anche merito dei colleghi, perché appunto se uno arriva e ti dice guarda, io ti faccio campare fino al 2032 e poi dopo rinnoviamo. Il problema è che appunto
il mondo è ancora pieno di tanti ciucci, ci sono veramente ciucci, ma sono Ma quelli che no, scrivono da delegano 30 sempre, anni queste storie. anche se sanno che stanno sbagliando, anche se devo dire, Mimmo, questa gente qua ormai ha poco seguito, cioè per fortuna, spero che No, per no, ma fortuna, perché tutto quello che vediamo Giancarlo, io in mi giro è riferisco, tutto fumo. Giancarlo, perdona l'interruzione, io mi riferisco ai presidenti delle altre associazioni che si descrivono come associazioni che proteggono i lavoratori, ma non a loro. Io mi riferisco agli ambulanti. Io, fa conto, io sono stato qua a Roma in questi giorni, mi sono girato un po' di punti a Roma dove c'erano veri e propri mercati che sono stati delocalizzati. Sto parlando soprattutto della Lì stanno zona. subendo, ma io l'altro giorno ho fatto un video dove questa gente qua andava sotto i comuni con a braccetto con i politici della controparte. Insomma, ho visto delle cagate senza senso. La cosa più grave però, Mimmo, sono stati i ricorsi al TAR. Cioè quelli Però è stata perdonami, proprio, la cioè, cosa, hanno servito la Giancarlo, scartina a gente che voleva metterci dentro un'intesa che è stata bocciata dal Presidente della Repubblica, come lo dicevamo noi anticipatamente, e non riuscivamo, e niente, hanno lasciato abusivi gli ambulanti dove non hanno rinnovato. È una cosa che io ti dico la verità, ancora non me ne faccio una ragione. no, perché di fatto, cioè, noi non possiamo parlare più degli abusivi che occupano i nostri mercati, perché di fatto lo siamo diventati anche noi in certe regioni, in certe città. Che di Milano fatto sono tutti Milano abusivi, è la Mimmo. prima, Roma sono tutti abusivi, lo dico nel senso buono, perché non sì, sì, hanno che non licenze hanno il titolo rinnovate. rinnovato, di fatto Non che vogliono burocraticamente fare gli sono abusivi abusivi. perché poi iniziano a distorcere anche le parole. In realtà non hanno una licenza rinnovata, sono licenze lì a installo e adesso vorrebbero manifestare per portare i colleghi dentro un'intesa a rinnovare fino al 2032. Ma quanto ti piace essere presi per il culo? Quanto? Quanto? Una cosa Parecchio, pazzesca. parecchio. Diciamo che E se la glielo fai causa di tutto. notare, dicono, no, ma tu, e qua praticamente loro hanno fatto tutto e noi non abbiamo fatto niente. Io l'altra settimana ho sbottato e ho detto, cari signori, dove c'è il Goia le licenze sono rinnovate, dove ci siete voi non si sa come va a finire. E questo è il grande lavorone che hanno fatto quelli che dicono di difendere la categoria. Ma soprattutto la cosa grave che dicono di rappresentare la categoria, che non è vero, è una bugia. Però il problema principale, Giancarlo, spieghiamole agli ascoltatrici e agli ascoltatori, oltre che questi mentitori seriali, perché i presidenti di certe Sono dei associazioni sono dei bugiardi, mentitori seriali. esatto, hai detto proprio la parola giusta, sono dei bugiardi. Però, però il problema è degli operatori ambulanti che non si fanno vivi. Insomma, qua a Roma ci sono ambulanti che sono intestatari di decine e decine di licenze. Addirittura ce n'era uno che ne possedeva 700. Oh, quando organizzano una manifestazione, se vanno in 20-30 persone, è grasso che cola. Allora il problema è anche questo: se il Ma lavoratore non senti, si però rende conto. scusami Mimmo, il fatto che vanno 20-30 persone semplicemente perché non hanno più fiducia di questi personaggi, perché prima sai, qualcuno si muoveva, adesso no, ma adesso con chi vanno? Adesso, la settimana scorsa prima era una manifestazione nazionale, poi è diventato un sit-in, poi non gli sono riusciti neanche gli effetti speciali perché non sono riusciti neanche a riprendere quelle 4 persone che sono andate. Questa è la rappresentatività. Ma la cosa grave di questo, Mimmo, che di fronte alla politica noi queste cose fanno male, hai capito? Perché loro dicono tanto sono 4 gatti, poi si presenta Mimì e Cocò, dice vedi sono nessuno, siamo noi quelli che rappresentiamo e ci ritroviamo dentro intese, ci ritroviamo dentro la svendita della categoria, perché comunque quella è una svendita. Noi ci hanno venduto, Mimmo, diciamocela tutta, sono 15 anni che rompono i coglioni con questa intesa
quella è la classica svendita della categoria, però attenzione, è un'intesa che non ha valore, cioè noi sono 15 anni e diciamo che l'intesa non va bene, dovevamo stare fuori dalla direttiva, quando abbiamo rinnovato dovevamo rinnovare tutti, non solo il Goya, e lì poi da lì avevamo ancora tempo a fare una battaglia magari unitaria, hai capito? Cosa che questi non hanno, ci hanno sempre denigrato, ma tutti, dall'A alla Z. O c'è chi sta alla finestra a guardare, sta zitto, aspetta che gli altri gli mettono a posto il culo, perché anche lì li vedo uscire a incontri che non si sa con chi si sono incontrati, iniziano a tirare fuori i nostri argomenti e poi fanno quello che vogliono gli altri. Quello è il discorso, è che siamo nella merda. Boh. Grazie a loro, ma grazie a loro, cioè non si sottrassero, grazie a loro. Il problema appunto è che io sono un po' arrabbiato, Mimmo, perché non la vedo bene, non la vedo proprio bene sta cosa. Io sono arrabbiato come te, ma ormai lo do poco a vedere. Fingo, perché appunto il problema è questo. Se i diretti interessati sono quelli che non amano scendere in piazza, io al di là voi a Torino, in Piemonte e in altre regioni avete fatto un'opera proprio meritoria e santa, però il discorso è questo, cioè se a te ti tolgono il lavoro, se a te oggi ti portano via dal posto dove lavori e ti mettono allo sprofondo, in una valle oscura dove non viene nessuno, io sarei il primo a prendere, a incatenarmi per strada, a bloccare la strada, ma io personalmente anche, cioè ogni singolo ambulante che perde la possibilità e la capacità di lavorare, di portare a casa i propri figli il pane che serve per sfamare i figli, e io mi incazzerei, cioè qua invece nessuno ti fa niente e si è diffuso questo sentimento, cioè, sai cos'è che ci hanno portato allo scazzo, ci hanno portato allo scazzo, Mimmo, la gente è anche stufa di sentire tutte queste cagate, queste cose, purtroppo dove noi riusciamo a essere sul territorio comunque una credibilità l'abbiamo data, ma grazie ai risultati, però la gente è stanca, cioè non è stanca perché non sta lavorando, rischiano di perdere le licenze, insomma non è un bel periodo, non è un bel momento in tutti i sensi e i fenomeni ne stanno approfittando, questa è la verità. Anche se poi di fronte la verità viene sempre a galla, no? Perché poi alla fine niente. Però alla fine la verità è quella. Però ripeto, il problema, Giancarlo, è il fatto, è la frammentarietà che c'è nel nostro settore. Qua ma l'hanno creata gli altri, questo è stato un gioco, Mimmo. Questo è stato un gioco voluto. Noi perché siamo andati per la nostra strada? Proprio per evitare frammentazioni. Infatti dove siamo noi siamo compatti. Tu vieni a Torino, qua il Goya lo conoscono tutti, lo conoscono. Vai in Veneto. Veneto oggi tra l'altro è stata inaugurata la fiera di Venezia, nel centro di Venezia, è tutto Goya. Cioè, cos'è? Non ho capito, scusa. Non ti sento bene, Mimmo, ti chiedo scusa. Perché sto a Fiumicino, c'è un sacco di vento e poi appunto a volte la connessione diminuisce. Su Teams succede così. Io d'altronde sono dovuto scendere per vari motivi, dobbiamo farla così. Però appunto ecco, in effetti il Goya è riuscito a organizzare sia a Natale e anche a Pasqua questa manifestazione commerciale che dà da lavorare alla gente, perché il Goya, oltre che difendere i diritti dei lavoratori, fa anche lavorare. Che poi guarda, adesso mi stai dicendo questo, no? Qua in Regione Piemonte, che in realtà la FIVA non so se esiste ancora, qua a Torino per esempio non esiste più, però a prescindere da quello che non è quello il mio problema, no? Però abbiamo visto cosa hanno proposto alla cosa del commercio, no? Come si chiama? Comunque stanno rifacendo il regolamento del commercio. Sai cosa la proposta della FIVA, bello tracciato in rosso e tutto quanto? È la gestione dei mercati. Hai capito? Allora, io ti ricordi quando le prime volte che ci incontravamo, io cosa dicevo?
te lo ricordi? Stiamo parlando di 15 anni fa, guardate che questi si vogliono prendere le piazze e continuano a battere su questo punto qua. Loro stanno dicendo, noi abbiamo fatto, se non c'è l'intesa è colpa degli altri. Guarda, attenzione, noi senza l'intesa abbiamo fatto un rinnovo automatico dove non hanno dovuto fare i bandi i colleghi, però loro hanno continuato a insistere sull'intesa, stanno dando la colpa al governo su una cosa che gli hanno proposto loro, dicendo scendiamo in piazza così abbiamo le licenze rinnovate fino al 2032, perché non l'hanno fatto 4-5 anni fa? Questo è tutto un gioco, tutta una presa per il culo per prendersi le nostre piazze, Mimmo. Cioè io non so più come dirlo, sono 15 anni che lo dico. Giancarlo, però le piazze buone, perché le piazze balorde quelle non le sicuramente, infatti le piazze piccole purtroppo stanno morendo. Ma tu immaginati un mercato come Porta Palazzo gestito, sono milioni di euro che i signori si mettono in tasca, te la devono sudare, questa te la garantisco, però è così. Tu sai che appunto nella mia persona trovi sempre un alleato. Io e te tu hai cominciato appunto la lotta, io mi sono aggiunto e l'ho portata avanti con te per tanto tempo, però in effetti c'è bisogno di avere dietro di noi il popolo, perché sono sempre le stesse persone. La massa, certo. Sì. Ti va la massa. Chiamiamolo popolo, dai, che se la chiamiamo massa ci rifacciamo più a un modo di dire appunto più a sinistra, che insomma proprio non ci appartiene. No? Esageriamo, però renditi conto, adesso io concedimi questo, Mimmo, che noi stiamo facendo le stesse battaglie che facevamo contro una sinistra e stiamo facendo contro questi, Io sono, tu lo sai che io sono un uomo di destra, ma questi sono una grande illusione, cioè te la devo dire proprio tutta, perché le promesse vanno mantenute e qua comunque va bene così, mi interrompo qua. Bisogna avere anche la capacità per mantenere le promesse, e la capacità è data dalla conoscenza dei problemi e soprattutto dalla conoscenza di come si risolvono i problemi. Qua vanno un attimino un po' così, vanno alla carlona, come si usa dire un po' dalle nostre parti, cioè qua danno retta a quello che gli fa più comodo, hai capito? Guardiamo il discorso di Bitonci, no? Bitonci è stato messo lì apposta, chi è che gli dava ragione a Bitonci? I soliti noti. Noi, quando siamo andati a dirlo noi, ci hanno riso in faccia, dopo 2 settimane gliel'ha andato a dire il Presidente della Repubblica, quello che gli dicevamo noi, hai capito? Perciò loro guardano quello gli fa più comodo, perciò il progetto c'è, non è che non c'è di toglierci le licenze, ormai come lo dobbiamo dimostrare ancora? Ci sono riusciti, perché io la mia licenza l'ho pagata a fior di quattrini, insomma, mica me l'hanno regalata, perché appunto una volta le licenze le davano a chi aveva i requisiti e gliele dava il comune a gratis. Poi col passare del tempo, quando per esempio a Milano è partito nel 1976, hanno liberalizzato la possibilità di vendere o di affittare le licenze, c'è stato proprio un mercato di queste concessioni. Io le ho pagate care, insomma. Noi abbiamo nella nostra Costituzione, c'è scritto che la Repubblica Italiana è una repubblica fondata sul lavoro, è un lavoro un par di palle. Io il lavoro me lo sono dovuto pagare, se no non avrei mai potuto mettere sul mio banco e vendere le mie merci. E allora prima ce le hanno fatte comprare certe attività e poi alla fine ce le vogliono togliere così. Questa è una cosa veramente indegna di uno Stato che appunto dice di avere la migliore Costituzione di questo mondo, però appunto allora mettessero in condizioni le persone che in Italia sono persone serie e oneste e che vogliono solo lavorare, perché ecco, tu giustamente col tuo Goia hai portato avanti una battaglia per la tassazione giornaliera, no? Ma io porterei avanti anche questa battaglia. Se noi viviamo in una repubblica democratica in cui il lavoro è un diritto, allora fateci lavorare. Noi non abbiamo mai chiesto nulla,
perché con tutte le intemperie, con tutti i problemi, con tutte le crisi, con tutti gli aumenti che ci sono stati, noi come categoria di lavoratori non abbiamo mai chiesto di essere aiutati economicamente. Cioè quello che il popolo ambulante, che il lavoratore ambulante ha fatto, l'ha fatto tirando fuori i soldi di tasca sua. Noi non abbiamo mai chiesto nulla e ci viene negata addirittura anche la qualifica di lavoro usurante. Ecco, questa è un'altra cosa su cui appunto si dovrebbe... ecco Mimmo, allora, tassa giornaliera, gli unici che l'abbiamo proposta e l'abbiamo portata fino in fondo siamo stati noi. Io me ne vanto di questo, perché i signori lì, al posto di venire verso i colleghi, ci hanno fatto una battaglia contro di 10 anni. Ci abbiamo messo 10 anni per poter salvare gli ambulanti, perché ricordiamoci bene una cosa: oggi cosa sta facendo chiudere alle categorie? Non le ditte, non l'errore commerciale, perché una volta chi chiudeva doveva dare i soldi alle ditte, doveva dare i soldi alle banche, tutto. No, cosa fa chiudere? Fa chiudere l'INPS, che non ce la fanno più a pagarlo, e le bollette dei tributi. Adesso le loro risposte quali sono? Se non riesci a pagarti l'immondizia, cambia mestiere, hai capito? Lo dicono ancora adesso di fronte alla desertificazione delle piazze. Al posto di dare una spinta, combattere per agevolare la categoria, per dargli una tassa. Allora, quando io parlo di INPS giornaliero mi ridono in faccia, quando parlo di lavoro usurante mi ridono in faccia, come mi ridevano in faccia per la tassa tributi, come mi ridevano in faccia per i rinnovi della direttiva, no? Cioè, questo io vorrei far capire, cioè io lo dico non perché io sono più bello, sono più bravo, perché loro dicono anche così, dirà questo è una prima donna, bla bla bla, quella. Io lo dico perché se noi possiamo farlo e siamo partiti da zero, quando siamo partiti col Goya eravamo in 4, sono partito io da solo incatenato davanti alla regione, l'abbiamo costituito in 4 e sono andato avanti per 15 anni, adesso è una realtà nazionale che tra l'altro con la FENAPI, se Dio vuole, riusciremo anche ad entrare dentro il CNEL. Però quello che voglio dire non è che lo dico per quello, lo dico perché le cose si possono ottenere, e se possiamo ottenerle noi, che comunque adesso siamo una bella associazione, ma quando l'abbiamo ottenuta eravamo poco di niente, perché loro non pensano a portare avanti dei discorsi come li portiamo avanti noi e a salvarla la categoria, non a pensare al fatto che se uno non arriva a pagare a fine mese è perché non è capace a fare il mestiere. Questo è il discorso. Prendono fior di soldoni per tutto. Io guarda, adesso non ti dico il nome dell'associazione, ma per aprire una ditta questi sono arrivati a chiedere 1.000 euro. Cioè, capisci che i primi indebitatori sono loro. I primi che indebitano la categoria sono loro, con le loro tessere prese di nascosto dall'INPS. Invito i colleghi di andarsi a vedere l'INPS e di guardare quanti stanno pagando una tessera senza averla neanche mai richiesta. È tutto senza pieno saperlo, di questa cosa qua. Cioè, senza saperlo, Giancarlo, è senza tutta una saperlo. mangiatoia, hai capito? E questa cosa qua deve finire, e gli unici che la possono far finire non è il Goya, è i colleghi che quando il Goya gli dice scendiamo in piazza, scendiamo tutti in piazza, hai capito? Ma non contro la politica, contro sta gente che non ci deve più rappresentare, perché hanno fatto schifo per tutto quello che hanno fatto. C'è gente che ha speso, tipo una piazza come Milano, che ci sono mercati dove ancora oggi se vuoi prenderti, non possono neanche più vendere, ma se ti vuoi prendere una licenza ci va qualche centinaia di euro. Sono riusciti a rovinare tutto quello che avevamo noi. Questo non esiste, deve finire questa cosa. Non si può più dare voce a questa gente qua. Giancarlo, ti devo correggere. Tu hai detto qualche centinaia di migliaia, no? Ascolta, siamo arrivati alla prima metà della nostra trasmissione. Diamo la pubblicità e poi riprendiamo il discorso. Ok, rimanete con noi su Radio Libertà. Pubblicità. Ok.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Mimmo. Rieccoci, siamo sempre nello spazio più da Radio Libertà di martedì 31 marzo 2026. Sono al telefono con un vecchio amico e vecchio combattente per la causa della difesa dei lavoratori ambulanti, Giancarlo Nardozzi, che ci sta descrivendo appunto quello che è l'operato appunto del suo sindacato. Scusatemi solo un secondo. Allora, stiamo appunto discutendo di quello che il Goya Fenapi sta facendo da ormai sarà 20 anni, Giancarlo, vero? Tu sei in ballo con... Sì, Mimmo, scusami, c'ho la linea che non va tanto. Mi senti? Sì, io ti sento benissimo, ti sento forte e chiaro. Ma ti sento anch'io. Natalia, se ci senti male, diccelo, avvisaci, non ci far continuare a parlare senza che siamo ascoltati bene. Natalia, Per ora è tutto ok, Mimmo. Ok, allora stavamo dicendo appunto, siamo in collegamento con Giancarlo Nardozzi, il presidente nazionale del Goya Fenapi, che è quel sindacato che difende veramente i lavoratori, cioè quelli che appunto si rivolgono al Goya vengono rappresentati e difesi, non come la maggioranza degli altri lavoratori italiani che si rivolgono ormai a sindacati troppo antichi e troppo arrugginiti. Forse appunto bisogna essere appunto ancora, la cosa più importante per poter proteggere i propri lavoratori è far parte del mondo. Insomma, io i sindacalisti che difendono per esempio gli agricoltori e non si sono mai sporcati le mani con un po' di terra, non mi fiderei. Ormai in certi sindacati di categoria che si dicono appunto rappresentanti dei lavoratori dei venditori ambulanti, ne conosco pochi insomma che fanno i mercati, no? Noi invece abbiamo a che fare con gente che i mercati li fa ancora, i mercati li vive ancora e perciò conosce tutti i pregi e i difetti del settore, conosce tutto quello che è il bello e il brutto del lavoro, insomma. Il problema appunto è che chi dice chi fa con tanti in pompa magna, che dice che sono gli unici più grandi sindacati di questa categoria, il lavoro ambulante forse se l'hanno fatto poco, comunque l'hanno fatto male, e sostanzialmente poi di quelli che sono i problemi dei lavoratori dei mercati ambulanti non gliene fotte niente, perché a loro interessa solamente avere tessere e fare lucrare grazie a queste tessere, e fare appunto manifestazioni commerciali in cui beccano un sacco di soldi. Cioè, per esempio di una ne faccio sempre l'esempio come riferimento, il mercato natalizio del Duomo a Milano. Per lavorare poco meno di un mese sotto Natale, gli espositori sono arrivati a pagare 25.000 euro. Ripeto, per lavorare per poco meno di un mese, 25.000 euro. Quando prima Giancarlo parlava, che diceva appunto che in pratica certe associazioni hanno come obiettivo quello di diventare loro i padroni, i gestori
delle concessioni. I gestori di certi mercati, parliamo soprattutto dei mercati buoni, perché dei mercati così piccoli o dove non si lavora tanto non gliene fotte niente, ma perché appunto il loro disegno è quello, ma da anni, da decenni, è quello di diventare loro gli organizzatori, i gestori e quelli che prendono gli affitti per appunto per questi posti, cioè qua l'ambulante quando lavora... Esattamente quello che dicevamo 15 anni fa, uguale. E continuano, non la mollano, cioè è pazzesco questa cosa. Anche perché appunto qua si parla di fior di centinaia di migliaia per ogni singolo mercato di euro, insomma. Ripeto, io ho fatto l'esempio del mercato natalizio del Duomo a Milano, 25.000 euro per una postazione. E c'è gente che appunto si raccomanda come una carogna facendo il lecchino al presidente di turno pur di avere una concessione, insomma. Ma questo non è etico, insomma, anche perché la legge diceva che chiunque, qualsiasi cittadino italiano con appunto determinati requisiti e soprattutto se aveva l'iscrizione alle Camere di Commercio, insomma se era un venditore fatto e finito, aveva diritto ad usufruire degli stessi vantaggi che avevano comunque chiunque. Fai conto Giancarlo che se a Roma la situazione è parecchio disperata, perché oltre che i mercati quelli fissi in certe zone hanno creato non so quante rotazioni, non so se ci sono 5 o 6 rotazioni. Sai cosa mi ricordano questi colleghi? No? Che a me dispiace, ma mi dispiace veramente tanto. C'è gente come Osvaldo, che io ho massima stima per loro, no? Ma tutti i colleghi che fanno il mio lavoro hanno la mia stima. Però la cosa che mi lascia veramente interdetto, che mi ricordano un film dove i zingari francesi li mettevano vicino alle discariche, no? Sì. Mi dava quell'impressione lì che stanno facendo la stessa cosa con gli ambulanti, hai capito? Ho quell'impressione lì, ma non solo a Roma, tu li vedi adesso dove non riescono ad attaccarci, sto guardando, dove non riescono ad attaccarci, o iniziano a delocalizzare o ci mettono in periferia, poi al nostro posto, guarda, Asti hanno distrutto un mercato storico, il secondo più grosso del postazioni. Giancarlo, 490 postazioni c'era ad Andria. Non ho capito. Ad Andria c'erano 490 postazioni, c'era un mercato formato da 490 banchi, cioè praticamente era un esercito di banchi e dove potevi trovare di tutte le mercanzie ma di ottima qualità. E stanno distruggendo quello come stanno distruggendo tanti altri mercati in giro per l'Italia. Cioè, io e te non ci fermiamo mai, ma sappiamo appunto di realtà che una volta erano fiorenti. E questo è un progetto che c'è, ti fa capire il progetto che c'è sotto, capito? Ed è per questo che l'opera che tu svolgi assieme appunto ai tuoi compagni di lotta è importante, non vi dovete mai arrendere e bisogna appunto sempre cercare di... Abbiamo una chiamata se vuoi. Passiamo alla chiamata allora, dai, come regola della nostra trasmissione. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Ciao, buongiorno, sono Marco, sono in Senti, ho una domanda da farti che nasce da una constatazione. Io sono tornato dal Belgio, a Liegi, che è la seconda città del Belgio, c'è un grande mercato che si chiama La Bat. Questo mercato è fatto da venditori ambulanti che vengono anche dall'Italia e che portano lì mercanzie di vario tipo. E allora, parlando con alcuni di questi commercianti, mi dicevano che questo mercato c'è da più di 40 anni e che non ha mai cambiato regole praticamente. Cioè, anche in Belgio, che è la patria di Bruxelles, voglio dire, quindi della UE, sappiamo bene che cosa significa, e mi dicevano che fanno delle politiche che tendono
ad agevolare il commercio, ad agevolare l'ambulante, e quindi rispetto a quello che voi state raccontando noto una controtendenza. Quindi questa cosa sembra riguardare prevalentemente l'Italia, no? Questa precarizzazione che io sento dopo queste cifre folli, 25.000 euro per il mercatino del Natale. La mia ulteriore domanda è questa e la rivolgo all'ospite. Io chiamo da Milano, ho una certa professione e diciamo anch'io ho visto in più anni i sindacati lavorare. Ora, lasciando perdere la triplice sindacale che sembra fare più l'interesse dell'azienda spesso che non quello dei lavoratori, però mi viene da farvi questa domanda. Cioè, in paesi come la Francia, come il Belgio, ma la Germania anche, i sindacati sono duri. Cioè, i sindacati, anche se cooptano, per esempio, immigrati che provengono dal Medio Oriente piuttosto che dall'Est Europa, non è che si fanno troppi problemi a fare delle serrate, degli scioperi, dei picchetti e qualche volta anche a scontrarsi in modo molto duro, come si vede spesso in Francia, dove ci sono per esempio delle categorie, parlo come quella dei pompieri, che da noi vengono precettati, ma in Francia, anche se vengono precettati, se ne fottono e scendono in piazza, e 48 ore dopo che scendono in piazza, scontrandosi anche con le forze dell'ordine, le cose cambiano. Da noi è passato di tutto. In Francia e in Belgio certe porcate non sono passate. Allora non sarebbe ora di ripensare anche al modo di fare il sindacato? Grazie. Grazie Marco. Giancarlo, a te la risposta, dai. Carlo, ci sei? Sì, ti sento, Mimmo. Hai sentito l'ascoltatore, la domanda che ci ha posto e vuole la risposta da te? Dagli tu la risposta. Poi Carlo Nardozzi, Natalia, come va il collegamento? Ho dei problemi con la linea. Mi senti? Adesso sì, prima no. Hai sentito la domanda dell'ascoltatore? Cosa gli vuoi rispondere a Marco da Milano? Prego. Ho potuto dire, non lo stava e tornava. Anche adesso, in effetti, vai. Vogliamo provare? Facciamo così, ti faccio richiamare dalla regia, vediamo se funziona meglio. Facciamo la prova? Bene. Natalia, pensa un Va attimino tu a... Dunque, intanto, appunto, ti anticipo io parte della risposta che sicuramente ti darà Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale del Goya FENAPI. Sai qual è il problema, Marco? Il problema è appunto che noi in Italia siamo sempre più realisti del re. Tu hai fatto l'esempio di quello che sono appunto del mercato di Liegi in Belgio, hai citato anche la Germania e la Francia. Ecco, in queste nazioni, in questi paesi, loro la legge la usano appunto, ma come buon padre di famiglia nei confronti appunto dei lavoratori, delle persone appunto che dicono di rappresentare. Qua in Italia no, cioè noi qua non lo facciamo. Qua per esempio se noi abbiamo una legge in cui si dice che noi non dobbiamo più mangiare gli spaghetti perché appunto dato che abbiamo eternamente mangiato spaghetti, o appunto dobbiamo smetterlo, dobbiamo smettere. Ecco, noi mica ci incazziamo, mica gli rispondiamo, cioè noi siamo mangia spaghetti, siamo cresciuti mangiando gli spaghetti, perciò aver andato a quel paese. Noi pigliamo e chiniamo la testa. Abbiamo perso la capacità di farci rispettare. Io non dico che appunto ci manca, cioè proprio noi non abbiamo più rispetto dagli altri, ma perché forse non ne abbiamo nemmeno noi. Uno una volta, il padrone di questa radio che è passato a miglior vita pochi giorni fa, diceva padroni a casa nostra, no? Cioè, noi non siamo nemmeno padroni a casa nostra, cioè se arriva un pinco pallino qualsiasi e che ci impone delle regole che sono assurde per il nostro vivere, per i nostri valori, per le nostre idee, chiniamo la testa. Bisogna appunto ritornare a farsi
rispettare. Giancarlo Nardozzi, il mio ospite, è uno che appunto ha passato interi decenni a lottare per far rispettare quelli che sono i diritti e anche i doveri appunto dei lavoratori che come lui appunto riempiono quotidianamente i mercati cittadini di tutta Italia, perché appunto noi abbiamo il giusto dovere di far rispettare i nostri diritti, ma dobbiamo anche rispettare quelli che sono i doveri verso questo Stato, verso il mondo in cui viviamo. Se Giancarlo è ritornato con noi, gli vorrei segnalare una cosa. Giancarlo, ci sei? Sì, ti sento. Senti, voglio dire una cosa. Tu lo sai che io posseggo un documento, era un volantino fatto dalla FIVA PECA di Milano, in cui descriveva, rivolgendosi ai nuovi lavoratori, a quelli che appunto arrivano dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'oceano, la FIVA PECA di Milano diceva: iscrivetevi all'INPS, basta che vi iscrivete all'INPS, dopodiché non vi verrà mai nessuno a chiedere se avete pagato il bollettino dell'INPS, voi dovete solamente scriverli. Io posseggo quel documento, no? Per cui se un domani ti dovessero dire qualcosa, se ti potesse servire, io te lo fornirò, perché appunto noi abbiamo avuto sindacati che riguardo al mondo del lavoro ambulante non solo non hanno mai fatto gli interessi di chi si iscriveva alle loro associazioni, ma addirittura gli hanno creato anche la concorrenza sleale e il nemico all'interno, perché quando tu ai nuovi arrivati, a cui appunto grazie al decreto Bersani gli dai la possibilità, anzi alla sanatoria fatta da Martelli nel 92, gli dai la possibilità di esercitare il lavoro di venditore ambulante senza manco aver fatto l'esame che invece tanti di noi sono stati costretti a fare per cominciare a fare quella professione là. Allora gli hanno fatto la sanatoria, hanno permesso a tutti quelli che sono arrivati in Italia di fare il lavoro ambulante, perché poverini qualche cosa dovevano anche fare, no? Dopodiché gli hanno pure insegnato: voi basta che vi iscrivete all'INPS e poi non è necessario che pagate le bollette dell'INPS. Ecco, tanto per rispondere a Marco che ha chiamato prima, noi facciamo sempre la figura di coglioni, perché a noi italiani, se ci dimentichiamo di pagare una multa, ci vengono a fare gli fermi amministrativi, ci bloccano, ci sequestrano le case, ci confiscano le case e le mettono all'asta. Agli altri no, cioè addirittura che è un'associazione sindacale che si vanta di essere la prima d'Italia, addirittura dà indicazioni del genere, insomma, è veramente una cosa imbarazzante. Capito? Io conservo ancora quel volantino, quel documento della FIVA PECA in cui dava questi consigli. A questa gente che gli vogliamo rispondere noi? È Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale del Goya FENAPI. È così, tu ne hai viste esattamente, forse più di me, perché io fino a 15 anni fa non sapevo manco chi era, non ho mai avuto una tessera loro io. Vabbè, io raccoglievo i documenti che loro seminavano, io sono un accumulatore seriale. Tutti i documenti e tutte le cagate che sono state espresse nei confronti del nostro mondo di lavoratori ambulanti li ho conservati. Io conservo tutto, non butto via mai nulla, perché quando dico una cosa mi piace documentarla, e in maniera appunto che quando arriva uno mi dice: tu sei un ciuccio o sei un cantastorie? No, io non sono un ciuccio e manco un cantastorie. Sei tu che sei un cazzaro come minimo e sei un contapalle, perché così è la realtà dei fatti. Però poi a quello si aggiunge anche la rabbia che ho cominciato a provare nei confronti di tanti colleghi ambulanti che non si alzano dalla sedia, non si alzano dal letto, perché appunto io vabbè, che vado a fare, cosa vado a manifestare io, tanto ci stanno i soldi che lo fanno anche per me. Questa è un modo proprio sbagliato, è un modo eticamente infame di vivere questa nostra vita. Bisogna ricordare a questi colleghi che pensano appunto di campare sempre sui sacrifici e gli impegni e il lavoro degli altri, che non si trasmette niente di buono ai propri figli, cioè non si trasmette quello che è il valore della vita e il valore dell'essere umano. Tu invece, su queste cose invece le fai quotidianamente, da quando hai cominciato a interessarti di questi problemi, tu hai coinvolto, oltre che te stesso, la tua famiglia, insomma. Tu sei diventato
tu sei diventato un attento difensore, un combattente appunto per quello che sono i diritti del lavoro che nel nostro paese dovrebbero essere sacrosanti. A te va con tanto di cappello, insomma, onore e gloria, anzi la gloria si dà quando uno oltrepassa onore a Giancarlo Nardozzi, onore a quello che fai, a quello che fate. Onore agli ambulanti, Mimmo, gli ambulanti che ci credono ancora. Vuoi raccontare, siamo verso gli ultimi minuti, vuoi raccontare agli ascoltatrici e agli ascoltatori cosa fate voi del Goya? In che senso? Cioè, come associazione? Voi avete aperto un ufficio vicino a Porta Palazzo, che è il mercato più grande d'Europa, vero? Sì, abbiamo aperto 2 sedi, una la stiamo aprendo a Venezia ed è un bel punto di riferimento per la categoria, siamo diventati un bel riparto, io sono contentissimo di questo. E poi soprattutto hanno iniziato a fare le differenze, che insomma non è roba da poco, almeno si dimostra anche sempre che comunque quando è troppo, quello che fanno gli altri e la differenza si nota dall'inizio. Mi senti? Sì, ti sento. Adesso mi è venuto il complesso. Senti, dunque, perciò allora abbiamo detto che il Goya aveva organizzato a Natale il mercato natalizio a Venezia, adesso ha organizzato questo mercato di Pasqua sempre a Venezia. Dove si svolge? Sempre a Ponte del Rialto o da qualche altra parte? No, vicino al porto, vicino, come esci dalla stazione sulla sinistra, vai giù. È proprio in mezzo, affiancando il Ponte di Rialto c'è la fiera del Goya, fiera di Venezia, spettacolare. Mi piacerebbe che la vedessi. A parte eri andato, vero? Io quella di Natale l'ho già vista, penso che mi vedrò anche questa che avete organizzato a Venezia, una scappata a Venezia me la a vederla, ho mandato. Va bene, senti, ma il dottor Gregory Massa che combina invece? È sempre il genio della situazione, sempre. È con noi, sempre con noi, è indispensabile. Lo so, io seguo le vostre chat, no? E ogni tanto vedo che appunto il buon Gregory dà consigli appunto a gente che è veramente è un talento una grande mente, una fortuna per gli ambulanti. Sì. Beh, soprattutto per quelli piemontesi, perché hanno avuto la fortuna appunto di vedere concretizzare anche i risultati. Tu prima dicevi che la legge, quella della tassa giornaliera, è una tassa nazionale. Scritta lui insieme alla Castelli. Dico, però io mi domando e dico, cioè se è una tassa a livello, cioè se è una legge a livello nazionale, perché a Torino, in Piemonte si applica e negli altri i fenomeni dicono che vanno a pagare di più. Qua a Torino eravamo la città che pagava 6 volte di più in media nazionale italiana. Scusami, siamo un po' nella confusione qua. Adesso pagano il 30% in meno e gli altri continuano a dire che costa di più, che la gente non va più al mercato, che non... Invece a Torino con questo metodo qua gli ambulanti non hanno più debiti col comune. Queste sono le differenze. Un sindacato deve provare, se non si arriva, deve trovarsi soluzioni. Tu mi spieghi in tutti questi anni questi fenomeni cosa hanno fatto di bene per la categoria? Una cosa mi serve da sapere, una. Per la categoria nessuno, so che per qualcuno del sindacato... Mi facessero parlare una volta bene di loro con delle motivazioni. Una cosa. Ma loro sono tradizionalisti, perché infrangere una tradizione?
loro sono quelli della tradizione che io so io e voi non siete un cazzo, perché appunto il discorso è che loro fanno le cose solo per prodomo loro, per guadagnarci loro e basta, insomma. Però questo è anche merito degli ambulanti che invece ancora non li mandano a quel paese. Cioè dovrebbero mandarli a quel paese, stracciare le tessere. Una cosa, che loro, a parte quelle fiere che hanno necessità di fare, perché l'ambulante purtroppo ha bisogno di lavorare, specie in periodi così, per il resto a livello sindacale non hanno rappresentanza. Io di questo, guarda, sono pronto a metterci una mano sul fuoco. E se loro mi volessero dimostrare il contrario, andiamo alle votazioni come fanno in Svizzera, come fanno in Francia, no? Facciano che sia l'operatore che si voti sul sindacato di rappresentanza. Io dico che spariscono dopo 10 minuti, sono sicuro. Va bene. Giancarlo, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Ma scusami se sono sempre un po'... Solo che mi prendo rabbia, guarda, ti dico la verità. Non è... Giancarlo, sai, io ho coniato un nuovo slogan. 10, 100, 1000 Nardozzi, e i problemi degli ambulanti sarebbero ridotti. Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale del Goya FENAPI, ti ringrazio per la tua partecipazione. Grazie, sei sempre il numero uno, grazie. Tu sei il numero uno, su, dai, da bravo. A breve ci risentiamo per dare ulteriori informazioni su quelle che sono le leggi che vengono fatte o meno nei confronti della categoria degli ambulanti. Grazie Giancarlo, un saluto a te e a tutti i tuoi cari. Grazie, ciao. Allora, gentilissima regista Natalia, io avrei finito e ti vorrei lasciare tutto il tempo che ti necessita per il proseguimento delle trasmissioni. Ci sei, Natalia? Grazie Mimmo, grazie. Grazie cara, un bacio e buon lavoro. Ciao. Avete ascoltato